Bentrovati ad un nuovo aggiornamento meteo. La perturbazione atlantica giunta nelle scorse ore entra nel vivo. Nella giornata di venerdì 22 gennaio avremo un tempo spiccatamente instabile. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto condizioni di forte maltempo con precipitazioni diffuse, vedete, su tutte le province della regione, dapprima generalmente deboli ma in intensificazione durante il pomeriggio. Attenzione perché localmente i fenomeni potrebbero risultare anche di moderata intensità. Limite delle nevicate a 1100-1400 metri sulle prealpi, a 800-1100 metri sulle Dolomiti. Forte vento di libeccio. Temperature in ulteriore lieve aumento, minime tra 2 e 5 gradi, valori massimi compresi invece tra i 6 e i 13 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la situazione sarà del tutto simile, con piogge diffuse ovunque, a tratti intense e con quantitativi abbondanti. Temperature minime tra 5 e 8 gradi, massime sui 10-11 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, dove non cambia lo scenario, lo vediamo, ancora precipitazioni diffuse ovunque, un po' per tutto l'arco della giornata. Temperature minime intorno a 1 grado, massime sui 5 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento come sempre in compagnia di Antenna 3.